Tornano a crescere i dati dell'emergenza coronavirus in Veneto, lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Oggi abbiamo 254 positivi, come avete visto. C'è una prima cosa da dire, che i positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici. Però vuol dire che il virus sta circolando. Ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva a causa del Covid. Sono 3 cinquantenni non vaccinati. Perché poi il quesito che si fa la signora Maria che ci segue dice: ma scusate, funziona o non funziona sto vaccino? Ad oggi il vaccinato non è per noi un elemento sintomatico importante, cioè è asintomatico o è un Fauci, insomma è una persona che sa risolvere con un raffreddore, ad oggi. I vaccini corrono, seppure a rilento a causa della scarsità di dosi, ma corrono anche i tamponi. Stiamo facendo tamponi. Siamo la prima regione in Italia. Per darvi un'idea, noi ne facciamo 437 su 100.000 abitanti al giorno. L'Umbria ne fa 4,20 che è seconda, il Lazio 3,58 e poi si va giù fino alle ultime regioni che sono Sardegna, Puglia, Calabria e Basilicata che ne fanno 76-78 su 100.000.